La cooperativa può essere intesa sì come una famiglia, anche perché gran parte della nostra vita noi l'abbiamo trascorsa insieme. È un lavoro che una volta che, io dico, che ci entri dentro i fili non ne esci più. Dal punto di vista emotivo coinvolge quasi completamente la persona, nel senso che quando tu ti siedi al telaio sei tu, i fili e tutto quello che viene intrecciato con la materia che utilizzi. Gli arazzi sono quelli più ricchi di simbologie e presentano tutta una serie di disegni legati a motivi araldici o mitologici come il leocorno, i cavalli, le colombe, grifoni e tanti altri. E in più seguono una ricca composizione di motivi floreali. Tutto viene realizzato a mano su telai manuali, i tempi sono abbastanza lunghi e la media di un tappeto di dimensioni 1,40 x 2 in genere è legato a 10 giorni lavorativi. I tappeti lavorati a piviones seguono le rigorose geometrie della tradizione. Spesso queste geometrie sono rivitalizzate da interventi di design. Uno degli obiettivi della cooperativa è soprattutto quello appunto di tramandare questa tradizione e noi speriamo che anche a breve termine di trovare delle ragazze e incominciare a prepararle per poter appunto apprendere l'arte della tessitura e quindi anche subentrare in cooperativa e non solo tramandare il mestiere ma continuare l'attività stessa della cooperativa.